Parliamo adesso dei Giochi del Mediterraneo, perché in una bella intervista ieri a firma di Fabio Venere sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Vito Messi, presidente neoeletto di ANCE Taranto, esprime, insomma, un'intervista a tutto tondo, ma rispetto ai Giochi del Mediterraneo esprime la sua idea rispetto ai bandi pubblicati nei giorni scorsi e relativi alla riqualificazione dello Stadio Iacovone e del Pala Ricciardi, esprimendo qualche perplessità. Quindi vogliamo farci dire proprio da lui che cos'è che non convince ANCE di questi bandi. Buongiorno Messi, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dicevamo, perché non siete convinti di questi bandi di riqualificazione? Che cosa non va nella pubblicazione dei bandi, insomma? Che cosa non vi convince? Innanzitutto, come ho già detto nell'intervista sulla Gazzetta, la premessa che mi sembra abbastanza doverosa è quello che la nostra associazione vede con molto interesse questi interventi ed oltretutto apprezza l'operato che tutte le istituzioni stanno facendo e stanno mettendo in campo per portare avanti queste opere. Però qualche perplessità ce l'abbiamo e ce l'ho, cioè il fatto che i bandi, quelli che sono usciti qualche giorno fa, riportano dei criteri che ormai pensavamo fossero un po' superati, cioè quelli di dover dare una premialità superiore, in questo caso parliamo di ben 40 punti su 100, all'offerta economica. Cioè lei dice il rischio è che si torni al massimo ribasso? Praticamente sì, è come se tornassimo indietro nel tempo, cioè come se si aggiudicasse l'opera praticamente a chi offre di più. E questo sinceramente ci lascia un po' perplessi. Di fatto il nuovo codice dei contratti ha un po' eliminato questo vincolo che in pratica lo ha eliminato, quindi non c'è più il limite dei punti da attribuire all'offerta economica, ma il buon senso vuole che l'offerta nella sua globalità deve mirare a qualificare meglio l'opera, esaltando le capacità delle imprese più strutturate, più organizzate. Presidente, cerchiamo di rendere la cosa semplice per chi ci ascolta o ci vede da casa. È evidente che nel momento in cui vince chi fa l'offerta più vantaggiosa, dove si va a risparmiare? Si va a risparmiare sui contratti dei dipendenti, si va a risparmiare sulla sicurezza. Su cosa si risparmia per fare l'offerta più vantaggiosa in un contesto di appalto pubblico? Questa è l'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede un certo numero di punti per il miglioramento da un punto di vista tecnico del progetto. In questo caso in questi bandi sono solo 55 punti messi a disposizione. Sì. Poi c'è 5 punti per il tempo, cioè stringere sui tempi per l'esecuzione dell'opera, e poi ce ne sono 40 per l'offerta economica. È chiaro che 40 punti sono tanti e quindi significa che il ribasso sarà sicuramente importante. Se ci sono ribassi importanti, questo va a scapito poi anche della qualità stessa dell'opera, certo, e delle tempistiche. È chiaro che si va a risparmiare un po' su tutto, no? Perché comunque l'impresa deve comunque stare nei costi. Certo, qualità dei materiali. Temiamo che le opere possano essere in qualche modo penalizzate, ma vengono penalizzate proprio le imprese del territorio. Ovviamente parliamo anche di una situazione particolare, perché parliamo di un commissario straordinario, cioè il commissario ferrarese ha il dovere anche, no, di gestire questa cosa come ritiene, proprio per la straordinarietà del suo compito. Come si risolve? Avete avuto un'interlocuzione? In 30 secondi, perché sono le 7:57, la devo lasciare. No, penso che avremo nei prossimi giorni delle interlocuzioni, cercheremo un attimino di capire, però credo che su questi che siano già stati pubblicati c'è ben poco da fare. Ecco. Dobbiamo prenderne atto e ragionare sulle prossime, insomma.